used to say what's impossible, but they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. C'è un posto in cui il vento di maestrale soffia forte per più di 200 giorni all'anno. Un vento che, sebbene spesso superi i 30 nodi, lì lascia il mare calmo, privo di onde, creando le condizioni ideali per il windsurf freestyle, un mix di evoluzioni acrobatiche e tantissima tecnica. Un posto amato dai rider di tutto il mondo, che sempre più lo scelgono per i propri allenamenti in vista delle competizioni. Quel luogo è a Sant'Antioco, in località Sabarra, dove da alcuni anni è nato il Windsurfing Club Sabarra, uno spot, così chiamato in gergo un campo di allenamento e gare, oggi apprezzato dai più importanti surfisti nazionali e internazionali. Circa 10 anni fa Gigi Madeddu, 30 anni di Bosa Mantiocense di adozione, tra i più importanti rider italiani e titolare del club, scopre la laguna di Sant'Antioco. Scocca la scintilla, un amore improvviso che nel giro di qualche anno lo spinge ad acquistare un terreno e costruirsi la sua scuola di windsurf. Da 4 anni ormai il suo spot è considerato uno dei migliori al mondo per la pratica del freestyle, tanto che a fargli visita sono arrivati più volte il campione del mondo di specialità e tantissimi top rider italiani e stranieri. Facendo una statistica nel corso degli anni ci siamo accorti che la laguna di Sant'Antioco era battuta dal vento per più di 200 giorni l'anno e lì l'idea di creare un windsurfing club che potesse essere il trampolino di lancio per i ragazzi, che desse la possibilità alla gente del posto di conoscere un nuovo sport e di creare un indotto turistico che sicuramente potrebbe essere il futuro per la nostra isola. C'è anche una scuola, ci occupiamo soprattutto di ragazzi, bambini, persone che hanno voglia di mettersi in gioco e imparare un nuovo sport. Questo dà la possibilità dai 5 anni in su di iniziare una cosa un po' diversa, alternativa, sfruttando la forza della natura che, come vedete, ci premia. Il flusso di persone provenienti da ogni parte d'Europa è in continuo aumento durante tutto l'anno, in inverno come in estate. Da tutto il mondo, lo dico con orgoglio, abbiamo avuto anche un giapponese che è venuto dal Giappone apposta per fare windsurf qua nel nostro windsurfing club. La maggior parte delle persone sono contentissime, arrivano tutto l'anno. A Natale e Capodanno avevamo 50 persone, tutti stranieri, e questo vuol dire che la cosa funziona e pian piano stiamo creando un bel giocattolo. Evidently it's too late. Situation number 2. Una palestra a cielo aperto dove hanno costruito l'inizio di carriera i due principali allievi di Gigi Madeddu, Rossel Bertoldo, 23 anni, e Nicolò Tagliafico, 14, entrambi dell'isola. Da questo settembre i due stanno godendo della compagnia degli emigrati Giovanni Passani, 18 anni, Riccardo Marca, 17, e Nicole Bandini, appena 15 anni, che hanno scelto di trasferirsi a Sant'Antioco, dove studiano e si allenano. Nel Windsurfing Club Sabarra non di rado si incontra Matteo Spanu, uno dei più noti atleti del panorama surfistico europeo, oggi anche supporter dei giovani talenti bisognosi di una guida esperta. Beh, diciamo che io nasco come atleta wave, per i non addetti sulle onde, non sull'acqua piatta, però mi è sempre piaciuto fare freestyle. Ho fatto vari campionati italiani, da poco sono rientrato dalle Hawaii, ho partecipato all'American Windsurfing Tour. Speriamo quest'anno di fare almeno altre 2 tappe di questo evento internazionale e portare i colori sia della Sardegna che dell'Italia in vetta. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che è. Scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. E qui a Sabarra nei giorni scorsi si è svolto il secondo contest di freestyle, una sfida all'ultimo respiro, evoluzioni tecniche da capogiro, spirito sportivo e grande entusiasmo per un vero mix di sport e spettacolo. Un evento che ha portato nelle acque antiochensi 20 migliori rider nazionali, dal campione italiano in carica Jacopo Testa al vice Mattia Fabrizi.
Tutti qui, fortunatamente che quest'anno il vento ci ha premiato, siamo riusciti a chiamare la manifestazione purtroppo in settimana e non nel weekend, però veramente è stato un grandissimo spettacolo come primo giorno di gara. Una competizione che ambisce a diventare sempre più prestigiosa e che sicuramente per l'isola di Sant'Antioco rappresenta un'importante occasione. Per l'isola rappresenta secondo noi un futuro indotto turistico, perché il windsurf è uno sport che puoi praticare durante tutto l'anno e già tantissimi stranieri affollano la nostra costa per questo sport e quindi il nostro spot di questo è la ciliegina sulla torta. Sale su, qua giù, un pianto lungo secoli che non ti immagini, è polvere di polvere. Tra i partecipanti al contest anche Niccolò Tagliafico, antioquense doc, 14 anni appena, tra i più promettenti rider italiani. Sì, sono molto contento soprattutto del mio primo quarto posto, adesso è diventato quinto dopo essere stato battuto da Mattia Fabrizi, che è il campione italiano dell'anno scorso. Comunque ho cercato di fare il mio meglio e ci sono riuscito e quindi sono molto contento. Un ottimo risultato che si somma al prestigioso traguardo ottenuto soltanto qualche mese fa. Sì, sono diventato campione europeo under 15 a novembre a Premantura insieme a dei miei amici. Sì, anche per quel risultato sono molto contento e quindi mi ha stimolato per cercare di dare di più. Faccio windsurf da quando ho 8 anni e i primi anni non è stata proprio una cosa facile, è molto difficile all'inizio. E comunque dopo che riesci a fare certe cose vieni stimolato sempre di più e quindi ti aiuta ad andare avanti, a non mollare. E comunque adesso ogni volta quando esco da scuola e c'è vento vengo qua e passo il tempo con gli amici di sera a farci una bella surfata. Buenos Aires, Napoli, Rio, Bahia, Santiago. Altro protagonista, Stefano Lorioli, veterano delle competizioni nazionali e internazionali. Sì, siamo venuti qua in questo appuntamento importante perché comunque, nonostante sia una gara locale, tranne una o due persone, fondamentalmente è un campionato italiano, sono tutti presenti i più forti rappresentanti del freestyle e la giornata ci ha regalato queste condizioni spettacolari, come potete vedere, bufera, vento fortissimo. Per la cronaca, il Sabarra Freestyle Contest è stato vinto da Rossel Bertoldo, secondo Mattia Fabrizi, protagonista di una fantastica rimonta nel Double Elimination, terzo il veterano Stefano Lorioli. Lay there in the street like broken glass, reflecting pieces of the sun.